derivanti da fatti della gestione intervenuti appunto nel corso di questo esercizio. Andando un po' in dettaglio, come avete visto nella proposta di delibera, andiamo a destinare avanzo vincolato per indennità di fine mandato, per arretrati contrattuali a seguito dell'approvazione appunto del contratto dei segretari generali, dei segretari comunali, destinare sempre l'avanzo a spese vincolato a spese correnti e per il rifinanziamento di interventi di interesse turistico. Destinazione ancora dell'avanzo vincolato derivante dai fondi trasferiti per l'emergenza sanitaria Covid-19, avanzo vincolato per spese di investimento e infine la quota di avanzo vincolato di avanzo non vincolato disponibile quindi per interventi nei termini previsti dal testo unico. Oltre alla destinazione dell'avanzo, nella delibera vedete tutta una serie di operazioni di maggiori entrate e di minori entrate legate sia a ulteriori trasferimenti erariali per emergenza Covid, trasferimenti nel settore turistico a compensazione dell'IMU, a compensazione del canone patrimoniale, una quota di acconto del fondone così chiamato Fondo Funzioni Fondamentali anno 2021 di 29.334,89. Inoltre ci sono tutta una serie di minori entrate, in parte compensate da questi trasferimenti, appunto derivanti dall'emergenza, quali minori proventi del servizio scolastico, di trasporto e di mensa, minori proventi degli impianti sportivi e di concessione dei locali, minori proventi di altre attività organizzate dall'ente, tipo attività ricreative per gli anziani, attività per la terza età, e minori entrate per sponsorizzazioni ed erogazioni liberali finalizzate ad attività culturali piuttosto che sportive o ricreative. Oltre a questo abbiamo maggiori contributi regionali per servizi sociali, maggiori contributi, rimborsi, scusate, e recuperi diversi, minori rimborsi su spese del personale e i contributi regionali per progetti di sicurezza urbana destinati a progetti della polizia locale, progetti riferiti all'intero corpo intercomunale, contributo regionale per redazione del piano delle acque. Queste in veloce sintesi le variazioni all'entrata. In totale l'operazione prevede maggiori entrate, comprese le quote di avanzo che ho descritto, per 485.723,82. Sul fronte spesa abbiamo risparmi nella spesa del personale, abbiamo la destinazione appunto di quelle quote di avanzo che ho appena detto per il riconoscimento degli arretrati contrattuali ai segretari, spese per formazione del personale, maggiori spese per attività di informazione istituzionale, la quota di indennità di fine mandato per il sindaco, le maggiori spese di manutenzione degli edifici e degli impianti sportivi, maggiori spese per la manutenzione della viabilità e poi ci sono anche tutta una serie di spese anche qua legate all'emergenza. Quindi abbiamo sanificazione degli impianti emergenza Covid, il ristoro del contratto di trasporto scolastico con la MOM che è finanziato da un corrispondente contributo erariale. Abbiamo minori spese accessorie nella gestione dei locali, e parlo di pulizia, custodia e guardiania degli impianti sportivi e di altri edifici comunali dove vengono appunto svolti ed erogati i servizi, maggiori spese per incarichi legali, maggiori spese per la protezione civile, anche qui in buona parte correlate all'emergenza Covid, 43 euro di trasferimento agli enti proprietari della strada di sanzione del codice della strada, 42.697 euro di contributi in campo sociale e sono contributi assistenziali, interventi a favore delle famiglie
interventi a favore delle famiglie, soprattutto diversi. Minori spese per le attività sportive, minori spese per corsi di ginnastica, della terza età in particolare, maggiori spese per la gestione associata dei servizi tecnici. Queste sono spese riferite al Comune di Povegliano. Abbiamo una maggiore entrata e una maggiore spesa per i servizi che svolgiamo per il Comune di Povegliano. Maggiori spese per incarichi professionali connessi alla realizzazione di opere pubbliche, acquisto di mezzi e attrezzature per la protezione civile e poi degli interventi di manutenzione straordinaria, più che sia di adeguamento delle aule, per attrezzare il trasloco provvisorio della scuola media Scarpa in concomitanza con i lavori, con adeguamento anche delle aule scolastiche della Marco Polo allo scopo. Incarichi in materia urbanistica che abbiamo visto prima finanziati con contributo regionale per la redazione del piano delle acque, la realizzazione dell'area di un ampliamento nell'area dello skate park, acquisto di un autocarro e di un altro automezzo per i servizi comunali, una maggiore spesa, l'integrazione di risorse per il progetto di videosorveglianza e poi fornitura di arredi, attrezzature, hardware, quindi anche attrezzature informatiche per la polizia locale e anche per gli altri servizi. Anche qui la spesa, come l'entrata, è di 485.723,82. Io avrei finito. Solo una cosa, sì, nella delibera c'è il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Grazie, Ragioniere Martini. Prego, consigliere Vernier. Sì, brevemente, è stata molto esauriente la ragioniera Martini, quindi mi ha quasi bruciato tutte le 3 domande che mi ero scritto, quindi tengo conto. Si tratta, come posso capire, di specie di distribuzione, chiamiamolo così, dell'avanzo dell'amministrazione dell'anno precedente, dovuto principalmente all'emergenza Covid, che sono forse 300.000 euro su 485, quindi quasi oltre la metà. E forse su alcune spese volevo un attimo capire un po' di più, tipo, ecco, per esempio, incentivi per funzioni tecniche di articolo 113 del decreto legislativo 50/2016. Vedo che sono in entrata e in uscita. Ecco, questo forse non l'avevo un attimo capito bene. E poi anche incarichi in materia urbanistica. Sì, lei mi ha detto che è quella per lo studio, la redazione del piano delle acque, però qua è 8.004 in entrata e 12.000, quindi c'è una differenza di qualche migliaia di euro, insomma, tra le due voci. Sì, tutto sommato vedo che comunque sono tutte spese che erano state rinviate nell'anno precedente e che trovano attuazione in sostanza in questo anno qua, in questi primi mesi dell'anno. Ecco, se poteva darmi ancora queste 2 informazioni, la ringrazio. Rispondo? Prego. Sì, per quanto riguarda la destinazione dell'avanzo derivante dal trasferimento erariale per l'esercizio delle funzioni fondamentali, in questa sede destiniamo 67.000 euro, se non sbaglio, derivanti appunto dal trasferimento 2020. Questa è la quota di fondo, diciamo così, avanzato lo scorso anno. Per quanto riguarda il piano delle acque, abbiamo sì un contributo di 8.000 euro e naturalmente il Comune deve integrare la spesa. Non è completamente finanziato da contributo, la differenza è a carico del Comune. Per quanto riguarda la voce di entrata e di uscita di incentivi per funzioni tecniche, si tratta di un giro contabile. Sono somme già previste nei quadri economici delle rispettive opere da destinare al personale, ma in virtù dei principi contabili l'erogazione di questi incentivi al personale deve
passare, diciamo così, per la spesa corrente. Quindi viene reincamerata in entrata corrente per poi essere spesa ed erogata in spesa corrente del personale. Mi aveva chiesto qualcos'altro? Sì, forse mi sono dimenticato, però chiedo scusa. I contributi in campo sociale, volevo capire, sti 42.000 euro erano soldi già incassati l'anno scorso e non distribuiti o sono soldi nuovi? Ecco, questo volevo capire. In uscita è una spesa finanziata dal comune per interventi nuovi anno 2021. Sì. Grazie, ragionier Martini. Ci sono altre richieste di intervento? Non vedo altre richieste, quindi andrei a votare il punto numero 3. Bilancio di previsione finanziario, variazione degli stanziamenti con contestuale aggiornamento dei documenti di programmazione 2021-2023. Vado a mettere in votazioni le basi. Prego, votate pure. Andiamo a dare l'esito del voto. Allora, voti favorevoli: Dussin, Serena, As, Carraro, Gagliazzo, Zanier, Parchi, Damo, Gagno, Pizzinato. Voti contrari: Zanatta, Vernier, Andreolla. Astenuto: Callegari. Un attimo che salvo il voto. Andiamo adesso a votare anche l'immediata eseguibilità. Rimetto in votazione le basi. Prego. Andiamo a dare esito del voto. Voti favorevoli: Dussin, Serena, As, Carraro, Gagliazzo, Zanier, Parchi, Damo, Gagno, Pizzinato. Voti contrari: Zanatta, Vernier, Andreolla. Il Consiglio approva. Pardon, torno un attimo al voto favorevole. Grazie. Scusatemi, vi chiedo la cortesia di riconfermarlo perché per andare a salvarlo in realtà l'ho cancellato. Consigliere Zanatta, sì. Se voleva confermare quello di prima. Grazie per l'attesa. Andiamo al punto numero 4. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024. Io ho sulla delibera. Triennale. Sì, allora brevemente, poi in caso se serve chiederò aiuto al Ragionier Martini o al segretario per darvi ulteriori delucidazioni. Sono cambiate nuovamente le regole per la designazione
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Mentre i più vecchi si ricordano, i collegi venivano nominati, la terna veniva nominata dal Consiglio fino a qualche anno fa, poi recentemente era stata introdotta una nuova norma che prevedeva il sorteggio di tutti e tre i membri del collegio. Ora invece la modifica normativa propone che 2 dei 3 membri del collegio vengano estratti a sorte, mentre il terzo, con funzione di presidente, venga eletto dal Consiglio Comunale tra l'elenco delle persone che hanno dato la loro disponibilità o anche da soggetti terzi. Per quanto riguarda i soggetti estratti, hanno dichiarato di essere disponibili a accettare la nomina i dottori Franchetto Luca e la dottoressa Giaretta Cinzia. Noi siamo chiamati questa sera ad eleggere a scrutinio segreto il terzo membro presidente. Scrutatori, quelli di prima. Gli scrutatori ci sono già, va eletto il presidente. Si può distribuire la scheda. Consigliere Zaniera aveva chiesto la parola, non ho capito. Ah sì, gli scrutatori sono quelli di prima. Grazie. Prego la raccolta delle buste. Chiedo dopo agli scrutatori di avvicinarsi per fare lo scrutinio. Qua. Se gli scrutatori si avvicinano, facciamo insieme le operazioni di scrutinio. Grazie Alessandra. Sì, lasciamo aperto questo. Contiamo tutte le schede, uno che conti tutte le schede e poi le apriamo e diamo un nominativo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ci siamo. Aprirle una alla volta. Corradini. Sì.
Gli scrutatori si avvicinano un po' così verificano il nome assieme, grazie. Corradini Cristian. Corradini. Parisotto. Ah. Corradini. Bianca. Dottor Corradini. 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 Bianca. Benasciutti Chiara. Benasciutti. E Benasciutti Chiara. Se per cortesia mi riconta le schede aperte così. Benasciutti sono 1, 2, 3. Parisotto 4. Ah, 1. Ok, scusa. Benasciutti 3. Parisotto 1. Bianche 3. Corradini 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una 7. Allora, non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, per cui bisogna riprocedere al voto. Ridistribuire altre schede per cortesia. Risedete? Attendiamo un secondo che arrivino le schede per rifare la votazione.
Chiedo agli scrutatori se si riavvicinano al banco per la nuova conta. Grazie. Posso procedere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 1, 14. Cominciamo. Dottor Corradini. Dottor Corradini. Dottor Corradini. Buonasciutti. Buonasciutti. Un buonasciutti e una buonasciutti, sì, infatti. Però poi dammo un buonasciutti. E una bene asciutti. Corradini. Benasciutti. Benasciutti. Corradini. Benasciutti. 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 Corradini. E Corradini. Sono sempre 7, dottor Corradini, una buona asciutti e 1, 2, 3, 4, 5, 6 ben asciutti. 1, 2. Esito della votazione. Voti 7, dottor Corradini. Voti 7, No, 6 scusatemi, 6 ben asciutti. Benasciutti. Voti 1, Bonasciutti. Dobbiamo procedere a una terza votazione. Andiamo avanti all'oltranza oppure si sospende per fare un momento di capogruppo. Posso passare la parola, ragionier Martini, così la ringrazio, così la sentono meglio tutti. Sì, l'articolo 57 ter che ha introdotto la possibilità di eleggere, che ha previsto l'elezione del Presidente da parte del Consiglio, dice che nei casi appunto di composizione collegiale, come è il caso di Villorba, dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dalla legge, i consigli comunali eleggono a maggioranza assoluta dei membri il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia E3 formata ai sensi del regolamento. I soggetti iscritti alla fascia E3 era depositato agli atti della delibera e agli atti della delibera c'era anche l'elenco dei soggetti che si erano resi disponibili. Grazie ragionier Martini. Se ci sono le schede procediamo con la terza votazione. Facciamo un attimo. Se no andiamo avanti fino a notte. La proposta che approvo è di sospendere 5 minuti il Consiglio Comunale per fare una riunione capigruppo sulla discussione della votazione. Venite di qua per cortesia. Capigruppo nella sala a fianco, grazie.
Sono le 20:38 e riprendiamo la seduta del Consiglio Comunale con la terza votazione. Perdonatemi che trovo il titolo che non me lo ricordo. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024. Andiamo a porre in votazione con la scheda a voto segreto. Prego, votate. Cestino. Se si avvicinano gli scrutatori, grazie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Scusi, sei solo no, scusi. Ben asciutti. 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 E ben asciutti Chiara. 14 unanimità. Grazie agli scrutatori. Do esito del voto. Con 14 voti favorevoli è stata eletta la dottoressa Benasciutti. Chiara. Terza votazione. Sì, mi date eseguibilità senza votare. No? Ah no. C'è scritto di sì. Ma anche la delibera Sì, va bene, d'accordo. la conferma dei due. Sì, conferma dei due più ben asciutti, Chiara. Andiamo quindi a porre in votazione il punto numero 4, nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024. I due revisori sono già nominati, il Presidente lo abbiamo appena eletto con voto segreto. Pongo in votazione. Prego, votate. Voto favorevole all'unanimità. Un attimo che salvo. Andiamo adesso a votare l'immediata eseguibilità. Prego, votate. Voto favorevole all'unanimità. Dichiariamo quindi chiuso il punto numero 4 e passiamo al punto numero 5. Conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto, medaglia d'oro al valor militare. Presenta lei, Sindaco. Sento
introduco. Il testo della proposta di deliberazione l'avete vista, è una proposta di deliberazione che in occasione del centenario è stata caldeggiata in primis dall'ANCI e da vari altri enti e soggetti di caratura nazionale. Sostanzialmente la proposta che si porta al Consiglio Comunale è di conferire al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria di Villorba e di demandare alla Giunta eventuali ulteriori comunicazioni commemorative nei prossimi anni in occasione della ricorrenza. La storia del Milite Ignoto la sapete, come nasce, è una salma che è stata sepolta nell'altare della patria, simbolo di tutti i dispersi e caduti della Grande Guerra che non sono stati identificati. C'è una legge nazionale che è stata approvata l'11 agosto del 21, la 1075, con cui il Parlamento espresse lo spirito valoriale dell'iniziativa per la sepoltura in Roma nell'altare della patria della salma di un soldato ignoto caduto in guerra. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego, consigliere. Sì, grazie. Ma giusto una parola, visto la ricorrenza, diciamo, e visto anche la premiazione che abbiamo fatto all'inizio del Consiglio, ritengo che questo tipo di commemorazioni siano molto importanti perché gli anni passano e già la mia generazione fa fatica a ricordare attraverso i racconti dei nonni e sicuramente le generazioni dopo la mia fanno ancora più fatica perché non ci sono neanche più i nonni a raccontare. Io, fatalità, ho avuto la fortuna di avere entrambi i nonni vivi fino a poco tempo fa, uno dei quali tra l'altro ha ricevuto fortunatamente da vivo la medaglia per il fatto di essere stato internato anche lui in campo di concentramento come il signor Coracin. E quindi mi fa piacere che comunque si continui a ricordare non solo queste guerre, i caduti di queste guerre, ma di tutte le guerre che purtroppo ancora oggi sono in atto. Quindi ben vengano queste iniziative e cerchiamo di ricordare tutti, ecco, di trasferire quello che di poco ci rimane anche alle future generazioni. Grazie consigliere Callegari. Non vedo altre richieste di intervento, quindi andrei a porre in votazione il punto numero 5. Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, medaglia d'oro al valor militare. Pongo in votazione. Prego. Voti favorevoli all'unanimità. Andiamo a votare anche l'immediata eseguibilità. Metto in votazione le basi, prego. Scusatemi un attimo che ho premuto un pulsante sbagliato. Prego. Voto favorevole all'unanimità. Chiudiamo quindi il punto numero 5 e passiamo al punto numero 6, l'ordine del giorno. Approvazione schema di convenzione da stipularsi tra la provincia di Treviso e il comune di Villorba per l'adesione al progetto Agire per la cittadinanza digitale.
decreto regionale numero 557 del 2020, FERS, scusatemi, non so le abbreviazioni cosa dicono, Veneto 2014-2020, asse 2, azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. Prego, Sindaco. Sì. Allora, la Regione Veneto, con una della deliberazione 557 del 5 maggio 2020, ha autorizzato l'avvio del bando pubblico Agire per la cittadinanza digitale. Con questo bando sostanzialmente si promuove una progettualità che mira a mettere in rete e ad integrare i servizi digitali e l'interoperatività dei servizi degli enti locali. L'obiettivo della digitalizzazione riguarda, come già dice il testo della delibera, tre azioni, che sono quella per la razionalizzazione dei data center, con l'obiettivo di creare un hub regionale. Un'altra azione riguarda le soluzioni tecnologiche, per lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali di e-government, volevo dirlo in italiano ma non mi viene il termine, per cittadini e imprese. E la terza azione riguarda interventi per assicurare l'interoperabilità dei sistemi degli enti locali tra di loro. Per effetto di questo bando bisognava sviluppare delle aggregazioni successive. Una di queste è stata fatta dalla provincia di Treviso, la quale si è vista assegnare in graduatoria circa 2 milioni di euro, 1.850.000 circa, per sviluppare appunto queste tre azioni. Ai sensi del testo unico enti locali adesso è necessario che i comuni che vogliono aderire al bando vadano a sottoscrivere con la provincia di Treviso la convenzione che è proposta al Consiglio Comunale. Quindi la proposta di delibera prevede che il Consiglio Comunale approvi lo schema di convenzione per poi consentirci di andare a sottoscriverlo. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Non vedo richieste di intervento, quindi andrei a porre in votazione il punto numero 6. Approvazione schema di convenzione da stipularsi tra la provincia di Treviso e il comune di Villorba per l'adesione al progetto Agire per la cittadinanza digitale DGRV numero 557 del 2020, POR FERS Veneto 2014-2020, asse 2, azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. Prego, votate. Se ci abiliti, se no. Non mi vuole ascoltare. Un attimo che riproviamo. Sì. Prego. Voti favorevoli all'unanimità. Andiamo a porre in votazione anche l'immediata eseguibilità, sempre del punto numero 6. Grazie. Voti favorevoli all'unanimità. Chiudiamo il punto numero 6 e andiamo al punto numero 7.
mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Villorba, protocollo numero 16529, avente ad oggetto acquisto, noleggio, veicoli a basso inquinamento, requisiti CAM. Prego, consigliere Vernier. Sì, leggo velocemente la mozione. Riguarda l'acquisto e noleggio di veicoli a basso inquinamento e requisiti CAM. CAM sta per criteri ambientali minimi. Premesso che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale rappresentano una minaccia enorme per l'Europa e per il mondo, l'Unione Europea, tramite l'adozione della direttiva 2009/33/CE, ha puntato a stimolare il mercato dei veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico e soprattutto per il notevole impatto ambientale che ciò produrrebbe a influenzare il mercato dei veicoli standard prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri, garantendo una domanda di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, il cui livello sia sufficientemente sostanzioso per indurre i costruttori e le imprese a investire in questo settore e a sviluppare ulteriormente veicoli con costi ridotti in termini di consumo energetico, emissioni di CO2 ed emissioni di sostanze inquinanti. L'Italia ha recepito tramite il decreto legislativo 3 marzo 2011 numero 24 la suddetta direttiva 2009/33/CE, disponendo che le amministrazioni e gli enti pubblici aggiudicatrici, inclusi i comuni e le loro associazioni, unioni e consorzi, devono tener conto dell'impatto energetico di taluni impatti ambientali al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, tramite l'applicazione di specifici criteri ambientali minimi CAM, adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che costituiscono parte integrante del Piano Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi della Pubblica Amministrazione. PAN GPP, Piano Nazionale d'Azione Green Public Procurement. Come noto, i CAM sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale, lungo l'intero ciclo di vita, tenuto conto delle disponibilità di mercato. Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, Codice dei contratti pubblici, al proprio articolo 34 prevede che gli enti pubblici contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP per mezzo dell'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi. Tale obbligo mira a garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, circolari e nel diffondere occupazione verde. Considerato che i CAM relativi all'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada sono stati approvati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare l'8 maggio 2012, così come aggiornato dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2012, tali CAM prevedono che laddove l'appalto risulti inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obiettivo nazionale a decorrere dall'anno 2012 raggiunga il 50% degli appalti verdi sul totale degli appalti di noleggio, acquisto, leasing dei mezzi di trasporto. E in particolare acquisto, leasing e noleggio di autoveicoli di categoria M1, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il sedile del conducente, e N1, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi in massima non superiore a 3,5 tonnellate. Acquisto, leasing e noleggio di veicoli di categoria M2, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere oltre il sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate, e M3, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere oltre il sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate per il trasporto pubblico. Acquisto e noleggio di veicoli di categoria N2, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci avente massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12, e veicoli N3, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci avente massa massima superiore a 12 tonnellate. Ai sensi del CAM per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, inoltre un appalto risulta verde ai sensi del PAN GPP se è destinato all'acquisizione di veicoli elettrici o ibridi, o se integra tutti i criteri ambientali riportati nella sezione specifiche tecniche, condizioni di esecuzione, clausole contrattuali e criteri premianti. Le stazioni appaltanti sono invitate a selezionare e introdurre nelle proprie gare anche i criteri premianti facoltativi, attribuendo agli stessi punteggi significativi. Per l'acquisto, il leasing e il noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri, accanto ai limiti di emissioni di inquinanti e ai limiti di emissioni di anidride carbonica, specifiche tecniche obbligatorie, e l'utilizzo di oli lubrificanti generati che rispettino i criteri di prescrizione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea.
clausole contrattuali in caso di noleggio complessivo di manutenzione. Si consiglia di inserire i costi energetici e ambientali di esercizio, ulteriori riduzioni degli inquinanti rispetto ai limiti di emissioni, criteri premianti facoltativi. Per l'acquisto e noleggio di autobus occorre rispettare il limite di emissione di inquinanti all'indicatore di consumo e alla posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell'impianto di scarico, specifiche tecniche obbligatorie. Inserire i costi energetici e i costi ambientali di esercizio e le emissioni sonore, criteri premianti. Per l'acquisto di veicoli per trasporto di merci occorre rispettare i limiti di emissione di inquinanti e l'indicatore di consumo, specifiche tecniche obbligatorie, e inserire i costi energetici e ambientali di esercizio e le emissioni sonore, criteri premianti. Tutto ciò premesso e considerato, si impegnano il sindaco e la giunta a, in caso di acquisizione di veicoli adibiti a trasporto su strada da parte del comune, a seguire le indicazioni sull'analisi e la riduzione dei fabbisogni e introdurre i criteri ambientali minimi, ovvero le specifiche tecniche, le condizioni di esecuzione e clausole contrattuali, i criteri premianti, inclusi i criteri premianti facoltativi, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi PAN-GBP e alla lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento. In particolare tali appalti dovranno essere destinati all'acquisto di veicoli elettrici e ibridici e, solo laddove ciò non risultasse possibile, a veicoli che risultino rispettare tutti i criteri ambientali riportati nelle sezioni specifiche tecniche, condizioni di esecuzione, clausole contrattuali, criteri premianti e criteri premianti facoltativi contenuti nei CAM sopra ricordati. Ecco, ho letto interamente la mozione, si tratta di far tenere conto di queste normative nell'acquisto di autovetture o veicoli da parte del comune che rispettino in sostanza questi criteri. Tipo, penso le autovetture, gli autoveicoli adibiti per il trasporto anche degli scuolabus, per esempio, o anche per i mezzi di servizio degli assistenti sociali, eccetera, nonché le autovetture dei vigili. Chiedo appunto al Consiglio Comunale di approvare questa mozione. Grazie. Grazie, consigliere Vernier. Prego, Sindaco. Sì, lo spunto che offre questa mozione è interessante, consigliere Vernier, per l'attenzione che si dà alle tematiche ambientali. Io non vorrei, e questo è l'unico dubbio che ho, che diventasse poi un atto di indirizzo, insomma, eccessivamente stringente ai fini degli appalti. Perché se è vero, come lei ci ha fatto vedere, che ci sono già dei veicoli che rispettano questi criteri CAM in offerta sul mercato, è altresì vero che soprattutto per il trasporto del personale, insomma, le auto di servizio, solitamente si cerca di orientarsi su veicoli insomma, più economici, mentre per i mezzi operatori, quindi per i furgoni, per i camion che possono servire al personale dell'ente, si cerca di avere attenzione più magari all'affidabilità dei mezzi, alla loro, come dire, storia che si assume raccogliendo anche massime di esperienza rispetto a esigenze di altro genere. Come sa, pulmini non ne abbiamo più, li abbiamo venduti tutti. Ecco, io non vorrei che, nonostante la bontà dell'idea, poi questa si trasformasse in qualche modo in un vulnus o in un limite alla capacità di sostituire mezzi. Faccio un esempio. In questo momento abbiamo bisogno di acquisire un mezzo per la protezione civile e 2 mezzi per i nostri uffici. Protezione civile, c'era una Ford che è stata pensionata e quindi va sostituita quella, mentre per i nostri uffici c'è bisogno di sostituire 2 Fiat Panda d'epoca. Ecco allora che sì, probabilmente pensare a un mezzo elettrico sicuramente va nel senso prospettato dalla mozione che avete proposto.
E allora, mentre magari per i mezzi, per il trasporto del personale, i mezzi di servizio, è anche possibile ipotizzare a una o due utilitarie a locomozione elettrica, per il mezzo a protezione civile diventa molto più complicato, perché per le caratteristiche tecniche del mezzo si dovrebbe andare in una fascia di prezzo che sostanzialmente ci renderebbero assai difficoltoso l'acquisto. Quindi se la mozione vuole essere, come dire, una raccomandazione, un pungolo all'attenzione alle tematiche ambientali, ci siamo, è assolutamente condivisibile. Se invece quello che poi insomma, il sottointeso della mozione è dire o si compra questo o prioritariamente secondo criteri rigidi, oppure non si compra nulla, cioè non vorrei poi che invece che dare un servizio si desse addirittura un disservizio. Tutto qui. Grazie Sindaco. Se posso Prego. replicare, ben lungi da me pensare che le mezzi della protezione civile, che devono muoversi anche in condizioni particolari tipo temporali o alluvioni eccetera, siano elettrici. Questo non ci avevo neanche messo, cioè ci avevo neanche pensato effettivamente. Quindi ben lungi da me da pensare questo e da obbligare il comune a fare questo. Però ci sono automezzi, anche autovetture o ibride, che non costano queste grandi cifre. Non so, leggevo anche sul giornale recentemente, anche sui siti internet eccetera, che ci sono alcuni modelli di, adesso non vorrei fare pubblicità alla marca, ma per esempio la Dacia ha un veicolo elettrico che costa al pubblico, non al comune chiaramente, io dico al pubblico, costa 10.000 euro, che è completamente elettrico. Poi ci sono anche modelli ibridi che costano più o meno, forse un po' di più. Quindi io credo che se si vuole fare qualcosa si può fare anche magari un automezzo ibrido e magari poi altri automezzi che rispettino comunque i criteri ambientali, magari che sono Euro 6, Euro 7 eccetera. Però magari far vedere che anche il comune si muove in questo senso. D'altronde il comune già aveva in uso un'autovettura elettrica, magari negli anni in cui non c'erano ancora le colonnine abilitate o disponibili, aveva già in uso un'autovettura elettrica e non credo che ci siano stati problemi particolari a usarla, anzi forse era anche più conveniente usare quella, solo che poi, come mi diceva, la convenzione è finita, quindi è stata restituita al legittimo proprietario. Ecco, non voglio mettere le manette addosso al comune per obbligare a comprare macchine elettriche, ma un atto di indirizzo, un qualcosa che faccia vedere che il comune è comunque propenso e guardi un po' al futuro, al verde, al green economy e tutto quanto che c'è insomma, ecco, nel mondo. D'altronde tutte le amministrazioni si stanno dotando anche di queste autovetture o mezzi, e quindi non vorrei che Villorba fosse l'unico comune della zona o in giro che vediamo autovetture magari vecchie o altamente inquinanti. Ecco, chiedo comunque al Consiglio di approvare comunque la mozione e senza mettere vincoli particolari al comune, ma magari un occhio di riguardo. Ecco, grazie. Grazie consigliere Vernier. Prego, consigliere Gagno. Anch'io sono della stessa idea. L'idea è bene questa mozione, perché ovviamente noi come amministrazione dobbiamo dare il buon esempio. Ovviamente ho visto che nella mozione, a parte tutte le sigle e tutte le indicazioni, sì, dopo è vero che dobbiamo guardare al futuro e dare il buon esempio, specialmente all'amministrazione. Certo che, come diceva il sindaco, sono d'accordo sia con lei e sia con quello che dice il sindaco, che questo non sia un impedimento, per cui ovviamente se si stanziano dei soldi per comprare un mezzo, chiedo, come diceva lei adesso, almeno che si guardi il mezzo che sia meno inquinante. Se non si può prendere un veicolo elettrico o ibrido, che si prenda almeno il veicolo che emette meno anidride carbonica per chilometro. Cercare al massimo di comprare, se si può, dei veicoli anche elettrici o ibridi, e se il bilancio non lo consente o la situazione non lo consente, i veicoli
meno inquinanti possibili, sempre cercando di con la compatibilità con le risorse a disposizione. Quindi io sinceramente sarei per votare questa mozione. Grazie. Grazie consigliere. Prego Sindaco. Sì, ma la bontà della mozione non ha dubbio, cioè sono d'accordo anch'io, volevo solo, facciamo l'esempio proprio del mezzo da protezione civile, si tratta di comprare un pick-up 4x4 che possa trainare 2000 kg, prego? No. Il Via, non lo so, non so che mezzo sia. Cioè, io così per scrupolo sono andato a guardarmi cosa costano dei veicoli ibridi, insomma, di marche giapponesi, senza che andiamo a tirarle fuori, con le caratteristiche che servirebbero, quindi col semicabinato, con 5 posti, col cassone, che possono trainare almeno 2000 kg. Cioè, stiamo parlando di somme che una media famiglia italiana non può permettersi e che difficilmente credo siano sostenibili per un ente pubblico delle nostre dimensioni. Allora, in questo caso, per esempio, la valutazione potrebbe essere su un tradizionale veicolo a gasolio che consumi, magari che emetta ma con basse emissioni, questo sì, e sono d'accordo, che però non debba necessariamente essere ibrido. Ecco, questo. Per cui se al testo del deliberato, consigliere, fosse possibile dopo in particolare, invece che tali appalti dovranno, potrebbe essere, in particolare tali appalti valuteranno l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi e non solo, e laddove ciò non fosse possibile, veicoli che risultano rispettare i criteri ambientali riportati nelle sezioni specifiche tecniche, condizioni di esecuzione e clausole contrattuali. Quindi se possiamo modificare così il testo del deliberato, io credo che sia molto più facile per tutti votarlo con serenità e magari avere anche una votazione condivisa stasera. Sì, allora, alla fine, tutto ciò premesso e considerato, si impegna il sindaco e la giunta a in caso di acquisizione fino al punto lo lascerei identico. Dopo in particolare, invece cambierei così il testo. In particolare, virgola, tali appalti valuteranno l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi e, laddove ciò non risultasse possibile, veicoli che risultano rispettare i criteri ambientali riportati nelle sezioni specifiche tecniche, condizioni di esecuzione / clausole contrattuali, virgola, criteri premianti e criteri premianti facoltativi contenute nei CAM sopra ricordati. Sì? Mettiamo? Valuteranno. E dopo di conseguenza bisogna aggiustare, insomma. Se volete rileggo la frase per intero, così la metto a verbale come emendamento, se va bene la passiamo così. Quindi Sindaco direi che lei propone un emendamento. Sì, proporrei un emendamento per votarla in maniera più serena. C'è il consigliere Donata che chiede. Sì. Prego consigliere. No, senti tutta quanta la correzione, semplicemente su questo, se poi tutto quanto il resto può andare bene. Nella deroga, diciamo, sarebbe secondo me opportuno che venisse anche motivato dall'amministrazione, cioè lei ha detto tipo qualora fosse impossibile una roba del genere, giusto? Sì, sì. Okay. Di lavorare su questo. Sì, lavorando su quello, poi ho messo qualora non fosse possibile, però qualora non fosse possibile trovare una formula per specificare che venga motivato anche il perché è impossibile, tipo nel caso della protezione civile abbiamo capito che i costi, anche forse se vogliamo che se arriva un evento meteorologico per cui salta la corrente e arrivano là e c'è il furgone scarico, siamo fregati, cioè, quindi va benissimo in quel caso che funzioni a benzina o gasolio, però altre specificità che vengono giustamente secondo me motivate, perché se andiamo a mettere una mozione non è che poi uno si sveglia e cambia di suo, dice no non è possibile
No, allora posso... Quindi solo questo? Sì, raccogliendo anche l'invito del consigliere Zanatta e lavorando sempre sul testo, potrebbe essere questa la proposta di emendamento. Quindi sostituire la parte dell'ultimo periodo da in particolare virgola con la seguente dicitura. Tali appalti valuteranno l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi e, virgola, laddove ciò non risultasse motivatamente possibile, virgola, veicoli che risultano rispettare i criteri ambientali riportati nelle sezioni virgolette specifiche tecniche virgolette virgola, virgolette condizioni di esecuzione barra clausole contrattuali virgolette virgola, virgolette criteri premianti virgolette e virgolette criteri premianti facoltativi virgolette contenute nei CAM sopra ricordati, punto. Mi pare che questo testo possa mettere tutti d'accordo. Tutti, insomma, almeno, sulla base delle indicazioni. Quindi io pongo questo emendamento, formulo l'emendamento a cui ho appena dato lettura. Consigliere Vaniera voleva intervenire? Voleva intervenire prima dell'emendamento? No, accetto l'emendamento e che venga riletto magari completamente di nuovo prima dell'approvazione. Ecco, grazie. Allora, dopo le parole in particolare, dopo l'ultimo periodo, dopo il punto che c'è a metà circa dell'ultimo periodo e dopo le parole in particolare virgola, sostituire con la seguente locuzione. Tali appalti valuteranno l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi e, virgola, laddove ciò non risultasse motivatamente possibile, virgola, veicoli che risultano rispettare i criteri ambientali riportati nelle sezioni virgolette specifiche tecniche virgolette virgola, virgolette condizioni di esecuzione barra clausole contrattuali virgolette virgola, virgolette criteri premianti virgolette e virgolette criteri premianti facoltativi virgolette contenute nei CAM sopra ricordati, punto. Grazie Sindaco, quindi andiamo a porre in votazione l'emendamento come appena letto e presentato. Prego, votate. Voto favorevole all'unanimità all'emendamento. Permettetemi che lo salvo. Andiamo quindi adesso a porre in votazione la mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Villorba, protocollo numero 16529, avente ad oggetto acquisto e noleggio veicoli a basso inquinamento, requisiti CAM, con l'emendamento appena votato. Prego, votate. Voti favorevoli all'unanimità. Permettetemi che chiudo il Consiglio, quindi approva. Sono le 21:17 e dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.